Rita dice no. Rita la vuoi dire con le tue parole? Serve a te, così può dire. Dai. Ok Rita, se per te è buona, altrimenti lo ricordo io. Ho detto che secondo me se una donna si deve far proteggere da... che se una donna si deve far proteggere da un uomo, praticamente si riesce a proteggere da sola, perché se noi diciamo che se si fa proteggere da un uomo ci stiamo definendo inferiori, via. Ti sei appena protetta da sola. Trovi? Hai preso il coraggio di una cosa che per te era molto grande. Ci sono altre idee sulla protezione. Stefano chiede, ma una donna ha bisogno di essere protetta da un uomo? O in quali situazioni una donna ha bisogno di essere protetta da un uomo? Mi do uno stimolo anch'io su questo. Secondo me la protezione in sé, il senso di protezione, non è necessariamente negativo. Deve essere reciproco però, perché se è unidirezionale qualcosa non va. E poi bisogna sempre stare attenti a questo, capire quando il senso di protezione diventa possesso, perché quello diciamo scavalcare un confine che porterà poi a atteggiamenti legati alla violenza probabilmente. Quindi secondo me non è necessariamente, non è che uno deve essere portato orgoglioso e dire no, io non voglio essere protetto da nessuno, non voglio l'aiuto di nessuno assolutamente, perché ci sono dei